La giornata conclusiva delle 3 giornate organizzate dal Comune di Realmonte per il Carnevale 2023, tutti i colori della bellezza. Questa mattina il ruolo da protagonista ce l'hanno i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, tutti quanti, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. È una giornata bellissima, insieme ai ragazzi di Fantasilandia che stanno facendo l'animazione, ma anche accompagnate insomma da un carrettino siciliano. Stiamo facendo una sfilata per le vie del paese, tanta allegria, tanta gioia e tanta bellezza appunto. Io per questo non posso che ringraziare sempre la squadra, il dirigente scolastico, il professore Tesè che ha seguito le attività, tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo Garibaldi, i ragazzi, le loro famiglie, l'assessore al ramo e insomma le associazioni, i vigili urbani, l'amministrazione comunale tutta che ha programmato passo passo per la buona riuscita dell'evento tutte le attività da svolgere. Ricordo che questa sera ci saranno altri appuntamenti, chiuderemo con balli in piazza con il DJ set. Intanto ci godiamo questa mattinata meravigliosa con i ragazzi. Buon Carnevale 2023 da Realmonte. Bene, oggi grande festa questa mattina con protagonisti i ragazzi, tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo Garibaldi. È un bel ritorno dopo 2 anni, l'ultima si pensava, proprio ieri si diceva che l'ultima manifestazione pubblica che abbiamo fatto con la scuola risale a qualche giorno prima del lockdown, della chiusura di tutte le scuole, quindi siamo ben contenti. I ragazzi hanno interpretato in vario modo questo carnevale, hanno individuato anche dei temi che vedremo i più svariati e più creativi possibili, quindi una grande festa all'insegna dell'allegria e speriamo di poter continuare così.